Sì, era una partita difficile questa da venire a giocare. E tutti avevano scritto sono 3 punti importantissimi questa qui se si riesce a vincere, ma per quello che è il dove vogliamo andare noi o quello che vogliamo fare, quali sono 3 punti meno importanti? Sono tutte così, sono tutte difficili, sono tutte importantissime, per cui c'è da essere noi stessi, c'è da rifare le stesse cose, c'è da andare in campo e probabilmente da sbagliare qualche passaggio di meno di quello che abbiamo sbagliato nel secondo tempo, ma sempre con l'intenzione sana, con l'intenzione giusta di andare a fare il gol per chiudere la partita. Poi se l'Atalanta, che stasera mi avvisa ha giocato una grandissima partita, perché noi l'Atalanta la guardiamo come guardiamo il Liverpool, come guardiamo il Manchester City, ci sono delle squadre che fanno più tendenza di altre perché hanno delle idee, hanno delle caratteristiche ben visibili. E stasera l'Atalanta, per quello che ho visto io quest'anno, ha giocato una grande partita e quindi questo dà la dimensione di quello che è l'importanza di aver portato via questi 3 punti in un campo così. E proprio perché è un campo così bello, perché è stato fatto uno stadio bellissimo, il pubblico che partecipa così, e la mia squadra ora è anche abituata a questo qui, a venire a giocare su questi campi contro questi cori e con queste difficoltà che possano crearti ambienti come questo con grande tranquillità, a tentare di portare ancora il messaggio del calcio che vuol giocare il Napoli. Alessio Giuseppe. Infatti poi lei spesso predica l'adattarsi alla partita, non solo prima, ma nel corso dei 90 minuti. E però le chiedo allora un giudizio sulla prestazione di Osimhen, perché l'ho seguita nel corso della partita, insomma, non sempre era contento di quello che faceva senza palla, è vero? Osimhen è un calciatore che ha questi strappi, che ha queste vampate di sostanza, di forza, di fisico, di velocità. Ogni tanto bisogna riesca a interpretare di più quello che è il tipo di azione che sta venendo fuori e che tipo di palla possono passargli i compagni. Secondo me stasera era un pochettino stanco perché poi ha giocato una partita 3 giorni fa come altri, nonostante tutto ci ha messo del suo, ha creato difficoltà, ha fatto quello che doveva fare. Poi quando loro sono riusciti a montarci addosso, che hanno messo i quinti più alti per i nostri 2 terzini e con le 2 punte esterne larghe, lui era lì da solo a metà campo, uomo contro uomo, e in questi casi qui riesce a fare molto di più di quello che ha fatto stasera. Dario Marcolin. Sì, ciao Luciano, io due situazioni ho in mente durante la gara. Il primo, che preso il gol sembrava tutto normale, la squadra si è messa, ha cominciato a macinare gioco e ha dato quella tranquillità di poter ripartire con la sua qualità. La seconda cosa, il secondo tempo ti sei arrabbiato tanto per quelle palle in uscita, lo dicevi prima, ma io un plauso lo farei alla linea difensiva, che è veramente di una solidità. Kim, Juan Jesus, lo stesso Di Lorenzo, che secondo me quest'anno è più bravo nell'attenzione difensiva, e anche Olivera. Ultima cosa, come sta Kvaratskhelia? Allora, sì, penso tu abbia detto tutto, nel senso che per fare un calcio offensivo ogni tanto si rimane lì a metà campo 2 contro 2, come è successo a Kim e a Jesus, e quando loro hanno riconquistato, che sono riusciti a eludere la riaggressione della squadra, hanno giocato laggiù e ci hanno creato dei problemi, perché poi questo scambio delle 2 punte, una incontro una lunga, dove sono riusciti a chiudere il triangolo, poi a campo aperto abbiamo dovuto fare dei recuperi. Ma quella è la vita della squadra che vuole andare a giocare a pallone, quella è la cosa che deve sapere accettare, e che
e che sa come comportarsi, perché poi alcune palle le abbiamo riprese, siamo riusciti a ricomporre la squadra sotto la linea della palla, siamo riusciti a ricomporre la squadra dentro l'area di rigore, anche se poi un paio di episodi sono stati di quelli difficili da dover gestire, però anche la palla di Simeone è una palla facilissima per chiudere la partita. E Kvara come sta invece, per chiudere le domande? Kvara ha questo dolore dietro la schiena, quella botta che ha preso da Arnold, perché viene da lì, poi i 2 giorni successivi li abbiamo gestito e è andato tutto abbastanza bene, perché pensavamo migliorasse, poi invece ieri è venuto che non riusciva proprio per niente. Allora a quel punto, anche se è un giocatore importante, anche se per voi è quello che ci porta a giro per il mondo, però non ne abbiamo altri di cui ci si può fidare, perché stasera per esempio Elmas che ha giocato al suo posto ha fatto qualità e quantità in una maniera eccezionale, e quindi abbiamo preferito di lasciarlo a casa senza fargli fare un altro viaggio in aereo, senza fargli fare un'altra sobbarcata di tensione prima della partita, gioco, non gioco, glielo vai a domandare prima, poi che messaggio vai a dare a quegli altri, non si è mai allenato, se non sta bene lo fai giocare ugualmente perché è quello che ora crea più tendenza di tutti. No, non è così, non si va da nessuna parte se abbiamo un calciatore solo, se non abbiamo 20 di calciatori, 22 ancora meglio, non si va da nessuna parte, per cui il ragionamento va fatto in maniera corretta, il gruppo lo recepisce e poi dà risposte in base a come gestisci da un punto di vista di correttezza, di giustezza. È il collettivo, insomma, quello che conta. Grazie sì, mille. Purtroppo grazie la dobbiamo salutare, Luciano Grazie, Spalletti. C'era Massimo Ambrosini che voleva farle un sacco di domande. Arrivederci. E lì fin quell'esultanza che hai chiuso gli occhi, poi sei uscito dal campo, gli applausi di tutta la panchina. Ma quanto ne avevi bisogno di una serata come questa? Sì, normale, dopo due partite che stavo un pochettino, è un momento difficile per me, ma grazie a mister che mi ha dato questo spazio oggi, e sono molto contento che siamo portati questi 3 punti in casa. È importante, prima di tutto è squadra e i nostri tifosi, per questo noi giochiamo e spero che facciamo fino alla fine sempre così e portiamo sempre così 3 punti a casa. Ti racconto che dalla panchina Spalletti ti faceva i complimenti per tutta la partita. Ti chiedo, quando hai saputo o quando ti ha detto che avresti giocato, che cosa hai pensato? No, niente, sempre il mister dice prima della partita 2 orette, è normale, ero un pochettino stressato perché già tanto tempo che non giocavo, ma sono sempre pronto per la squadra di aiutarsi in qualche momento. Se ha bisogno mia squadra di mio aiuto, io sono sempre pronto e darò sempre il mio massimo fino all'ultimo minuto. Ci avevi anche scherzato col rapporto con la panchina, e allora ti chiedo, te la metto così, ma fare il cambio di Kvaratskhelia, comunque avere un giocatore come Kvaratskhelia in squadra, che cosa ti ha fatto pensare quando è arrivato, con il passare dei giorni, quando hai visto che c'era? No, niente, lui è un grandissimo uomo prima, lui quando è arrivato io sempre ho cercato di modo di aiutarsi, perché lui è più giovane di me 1 anno e sta facendo benissimo, un campionato grande, e sono contento per lui, perché è normale, queste cose che fa lui e tutta la squadra, sono contento. Questa cosa che ho fatto di panchina era solo scherzata, non sono un uomo che vuole fare polemiche e queste cose, era solo una scherzata. Sono sempre stato contento anche quando sono stato panchina, anche quando gioco inizialmente, anche qualche volta gioco male, diciamo, ma sempre sono stato bene, mai non faccio queste polemiche di mia squadra, sono sempre contento quando mia squadra vince. Ultima cosa, il Napoli oggi con questa vittoria scappa per la prima volta da un bel distacco alla seconda in classifica. Che cosa rappresenta per voi? No, niente, questi 3 punti erano importanti per noi, siamo in strada giusta, ma ancora è lungo campionato, per questo dobbiamo fare ancora meglio che arriviamo in questo che vogliamo noi.